Quello che vi racconteremo oggi non è un semplice sentiero, ma una linea creata da genti che hanno saputo unire natura, tradizione e i sapori del territorio, creando qualcosa di magico e irripetibile. Siamo al cospetto della montagna più iconica della Carnia, una piramide alta 1906 metri che domina a est su Amaro e a ovest su Tolmezzo. Spettacolare è la vista sull'alta Val del Tagliamento, le Alpi Carniche e Giulie, volando con lo sguardo lungo la pianura friulana che si tuffa nell'Alto Adriatico. Oggi vi porteremo a Ricovero Forcella, passando per il Rifugio Colò. Il sentiero è il 415, squadra, zaino in spalla, via si parte. Amore, buongiorno. Buongiorno. Non dire nulla, faccio tutto quanto io. Allora, oggi andremo a Rifugio Colò, sono 45 minuti di camminata, prenderemo il sentiero 415, il primo traguardo è quello lì. Tutto il resto lo vediamo lungo il percorso. Sì. Sono stato bravo? Bravissimo. Ho letto tutto letto dietro bene. il cartello, senza quello sarei stato spacciato. Via si parte. Sì. Ma capiamo un attimo dove siamo. Subito dopo il famigerato Ponte della Carnia vi è una stradina che ci permette di raggiungere l'attacco del sentiero 415. La trovate a destra arrivando da Udine e ovviamente a sinistra da Tolmezzo. Prima di iniziare il percorso, superato il ponticello, ad accogliervi ci saranno le piccole ma graziose cascate del Rio Favarinis. Da lì si inizia a salire in modo deciso, un tracciato non difficile ma che richiede un po' di impegno. Lungo la strada ad accogliervi ci saranno un sacco di gnomi accuratamente collocati negli angoli più suggestivi del sentiero. Il Rifugio Colò però al momento lo lasciamo da parte per proseguire in direzione dello stavolo Vallaconin. L'edificio, in parte ristrutturato, è sicuramente il luogo ideale dove fermarsi per riposare e recuperare le forze. Ci lasciamo quindi lo stavolo alle nostre spalle, direzione Ricovero Monteforcella. Ora il sentiero si fa più dolce e solamente in alcuni punti si sale per brevi tratti, a volte superando dei piccoli schianti. Per raggiungere il Ricovero ci sono delle traverse molto dolci e sulla destra si vede il tagliamento, un panorama veramente incredibile. Questo tratto di percorso è estremamente piacevole, vero amore mio? Sì. Chiaro, non c'è la salita. Neanche detto? Non c'è salita. Girato l'angolo. L'ho chiamata. Vabbè dai, per farmi perdonare offro io l'aperitivo. Ci può stare? Aggiudicato? Perdonato? Vedi come ti conquisto facile, Sono una ragazza semplice. Sì, certo. Potrei dire delle cose in merito. Ok, allora arrivati a questo punto del percorso, Certo. bisogna prestare attenzione perché se proseguite verso destra scendete per Campiolo. Invece noi dobbiamo salire. C'è il segnale CAI e un piccolo cartello bianco dove c'è scritto Forcella. Sì. Quindi l'ideale sarebbe guardare verso l'alto, Ok. perché sennò si tende a scendere. Esattamente, io infatti come abbiamo fatto noi. No, beh, io sono fortunato perché io a quest'ora sarei a Campiolo guardandomi in giro e capendo dove ho sbagliato. Invece Cristina, che è molto più brava di me, ha fatto 10 passi e ha detto fermiamoci perché qua Sì. stiamo prendendo la strada sbagliata. Esatto. Ecco, io andavo giù dritto, cioè Campiolo via. Ale. Ale. Dai, ultimo pezzettino, bello ripido dicono, però dai, siamo quasi arrivati, la facciamo. Vediamo, dai, Ok. sorpresa. Tenete presente che in direzione Ricovero sulla destra vi è una traccia nera che vi porta sull'omonimo monte, cosa che noi non abbiamo fatto dato che la pendenza era importante, il sentiero innevato e ghiacciato. Comunque in vetta, sappiatelo, c'è anche una grande croce. Clap dal clap. Benissimo.
Qua abbiamo anche un punto d'acqua e Se avessimo la borraccia che filtra, ok, potremmo approfittare di questo. quella Di che volete- sta sponsorizzando il beppone beppone. in up and down è Simonetta ovviamente, Sì. e che ci hanno detto che funziona veramente. Che funziona? Che cavolo, e non è roba da poco, No, perché se Veramente devi sì. filtrarla è Sì. una borraccia tra l'altro molto leggera. poi se devi fare viaggi lunghi dove non puoi permetterti di portare via litri e litri di acqua, Quella potrebbe essere un'ottima soluzione. Esatto. Andate a vedere il video di Beppe e che poi ci darà il 50% delle provvisioni, ovviamente. E sì che c'è visuale, e come se c'è visuale, cavolazzi. Ma guarda che posto strepitoso, wow. Ricovero Forcella, 1098 metri. C'è anche la mucchina e noi qua lasceremo il sassolino. E certo, ma che bel posto. Cartello che indica la direzione a Marianna, si prosegue lungo il 415, ma noi siamo più che soddisfatti di quello che abbiamo fatto, altro di che quello che abbiamo raggiunto. ci siamo date le tappe, siamo arrivate alla fine dell'ultima. Sì. Lungo la dorsale orientale della Marianna troviamo il ricovero Monte Forcella. Per raggiungerlo abbiamo percorso il sentiero CAI 415. Si tratta di una struttura che in passato veniva utilizzata dapprima come ricovero forestale e poi in seguito adibita a punto d'appoggio per escursionisti. L'ambiente è composto da 2 vani e offre nel primo 12 posti letto con brande a molla e alcuni materassi, mentre un bel tavolo con panca collocati sapientemente dinanzi ad un grande caminetto va ad arredare il secondo. Devo ammettere che il luogo è particolarmente suggestivo ed interessante e per quanto da lì non vi sia molta vista panoramica, alzando il drone in volo ci siamo resi conto in che contesto straordinario è collocata la struttura. Morning comes with the early summer light. Curtains sway gently by the window, and you're sleeping. Tender wind dancing on my skin makes me stay in bed a little longer to hear you breathing. Tradizione vuole che una volta raggiunta la vetta noi lasciamo, Il sassolino, eccola là, Quella là. bellissimo, fiorellino. fiorellino chiuso. Bellissimo, lo lasciamo vicino alla mucca pazza che lo custodirà, l'altro l'abbiamo lasciato vicino al nano folle. Esatto. Troviamo dei personaggi molto strani ultimamente lungo i nostri percorsi e quindi ricovero Forcella, posto meraviglioso, ve lo consigliamo assolutamente, anche il sentiero, no? Sì, È no, no. fattibile, molto Decisamente. fattibile. E vai, lascialo. Chi lo trova lo Lo porta in un'altra vetta. o un altro rifugio, un altro rifugio ricovero. da qualche parte, insomma, dove più gradisce. Bene, adesso rientriamo e ci fermiamo invece. A Rifugio Colò. Oh, che bello, non vediamo l'ora. Che Allora, ci sia un posticino che io per spoiler noi. una cosa, girava tutto intorno a Rifugio Colò fondamentalmente. Cioè quello che è venuto nel frattempo Esatto. era il contorno. Con la carottina mi hai portato fino qua. Ma noi siamo partiti con in testa Rifugio Colò. Colò. E quindi adesso andiamo Ah, Rifugio Colò. Colò. Non ti ribaltà, No. ok?
No, vabbè, no, Maria, aprimi. Ma stavo scherzando. Ma aprimi. Ah, dai, su, che andiamo, uffa. Ma mi lasciavi qua con i ghiri. Dai, di nuovo. Ma guarda che non sei simpatica, Andiamo, dai, su. Va bene, sì. Su, guadagnati sto cavolo di aperitivo. Che cavolo, dai. Su, 1, 2. Dove vai? Ah, dai, Chuck si gira, vai, via. Hop. Andiamo. Ma mentre ripercorriamo il sentiero a ritroso direzione rifugio, vi racconto la sua storia. Situato nel piccolo borgo montano di Marianne di Sotto, a 615 metri sulle pendici del monte Marianna, è frutto della ristrutturazione della casa rurale della famiglia di Niccolò Zanella. La struttura, risalente al 1939, è ora gestita dalle 3 nipoti che con amore e professionalità mantengono viva la memoria storica del luogo. Ho visto un escursionista che stava uscendo dal ristorante. Dici? Sì. Quindi abbiamo ancora speranza. La speranza è l'ultima a morire. Dai, andiamo. Beh sì, vai. Salve. Alessia no? Ah no? Riusciamo a bere qualcosina? Certo. Pure il campanello lì. Vai, suona. no, Suono io il campanello. Noi aspettiamo qui. Allora. Ah, che bello, c'è la campanellina. Questo è il campanello. Ah, sì. Salve, buonasera. Allora noi avremmo prenotato per l'una, 2 persone, ma ci siamo persi nel bosco, volevamo sapere se c'era ancora un tavolo. Beh, io di questo posto qua mi sono già innamorato, guardate che terrazza meravigliosa e il panorama che c'è. Loro da subito già gentilissime, cioè è fantastico. Sì. E il posto è veramente una magia. Cin cin a noi, un bianco e un rosso. Un signor bianco e un signor rosso. Un quartino qua. Coca-Cola. Che dire, questa uscita ci è proprio piaciuta, direi perfetta per quei periodi dell'anno dove non si può andare troppo in su perché le condizioni neve e ghiaccio non lo permettono. Sentiero ben segnalato e non difficile, Rifugio Colò promosso a pieni voti. Grazie a tutti per essere arrivati fino a qui, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché prima o poi potremo tornarvi utili. Con questo è tutto, zaino in spalla e alla prossima.